Ora sta riprendendo a piovere, abbiamo finito la Venezia dei Nevi, siamo arrivati al Sauc, ora proviamo ad andare su verso Malgacampo, lì dovrebbe esserci neve, ma qua invece piove. Vediamo fin dove riesco ad arrivare e poi deciderò la via del ritorno. Madonna che tuono! Ho fatto brillare una mina probabilmente, far cadere la neve, una valanga controllata. Non so se usano mine o pezzi di artiglieria, magari col mortaio. Andiamo ad andare lassù. Per esempio lì nel Giro delle Malghe non c'è neve o ce n'è poca e l'unico modo per fare tragitti nevati è salire in quota, e questo è quello più portata di mano, che offre più queste possibilità. Ok, vabbè, è passato da poco qualcuno, allora comincia un po' di bufera. Appena arriviamo a Malgacampo mettiamo sul termico, così quando comincia vento comincia a scivolare. Ecco là Malgacampo, dobbiamo arrivare fino là per cambiarci. La neve si accumula sul copertone e non gira più la ruota, non riesce a drenarla, anche perché questa neve è molto morbida, poi quando si compatta si congela e non viene più drenata dai tasselli, per cui fa spessore e non riesci più a far neanche girare le ruote. Comunque qualcuno con le ciaspole è andato su, adesso vediamo fin dove riusciamo ad andare noi. Poi proverò a scendere, ma la neve mi si accumula sul carro e blocca la ruota e anche sulla forcella, in più mi fa uscire la catena. Ora mi cambio, metterò su anche il termico, anche se sinceramente non è che sento tanto freddo, sono ancora con le mutande e la cerata sopra, sotto impermeabile non ho nessun termico, solo le magliette, però adesso è meglio che mi metto su qualcosa di asciutto e mi preparo per la discesa. Sono belli stonfi nonostante le ghette. Mangiamo anche qualcosa. Devo dire che diventa tutto più difficile e ci si impiega molto più tempo a dover manovrare con le cerate, i guanti. Purtroppo ho dovuto fare tutto con i guanti su e adesso anche con quelli antipioggia, non ti danno sensibilità. Adesso cerco di fissare questa sul manubrio, vediamo se ci riesco. Quando monto in sella la bici si pianta, allora devo cercare di guadagnare un terreno un po' più compatto.